Grazie a voi. Allora, anch'io mi sono letta le due relazioni di Bellavista e di Gragnoli, già molto approfondite, poi è arrivata anche quella di Giampiero che avevo già ascoltato al convegno alla Sapienza l'altro giorno, e quindi vedendo già l'approfondimento di questi contributi, ho ritenuto preferibile fare un contributo, diciamo così, estivo, tipo settimana enigmistica, di spigolature al margine rispetto a quello che è già stato detto. Spigolature riferite però alle due indicazioni che ci sono state date, cioè di discutere del salario giusto tra realtà e prospettive. Allora, rispetto alla realtà, che cosa posso aggiungere? Sì, Vincenzo adesso ci ha parlato della realtà del dumping contrattuale, ma è che è strettamente correlata a un'altra dura realtà che ha creato una vera e propria questione salariale. Non dimentichiamoci, dati anche di questi giorni diffusi dall'INPS e anche da uno studio della Fondazione Consulenti del Lavoro, non dimentichiamoci che circa il 48% dei dipendenti privati in Italia guadagna meno di 20.000 euro all'anno. Quindi c'è sicuramente un problema di povertà nel lavoro, ed è un problema che purtroppo perdura e si accresce già da diversi anni. Ricordo che ho gestito un PRIN sul Working Poors, ed era un PRIN che è stato varato nel 2017, quindi già da tempo ci si preoccupava di questa cosa. Quindi a monte di tutto questo c'è sicuramente un'esigenza di contrasto alla povertà lavorativa. Ma noi sappiamo, l'abbiamo imparato appunto con tutti questi studi che abbiamo fatto in questo periodo, che la povertà lavorativa non dipende soltanto dalla quantità e qualità del lavoro svolto, ma dipende anche da altre dimensioni che in parte sono sfuggenti, che riguardano l'intensità del lavoro, la frammentazione dei rapporti di lavoro, la discontinuità occupazionale e anche i sottoinquadramenti, e quindi tutto un insieme di cause strutturali e tradizionali che creano questa questione salariale di cui ho parlato e che mette in mostra una fragilità strutturale del nostro mercato del lavoro, in cui ci sono dei lavoratori più esposti, più svantaggiati, più vulnerabili, e lo sappiamo tutti, tra di questi ci sono i giovani, le donne e i migranti. Rispetto a tutto questo, che cosa possiamo fare? Beh, noi abbiamo dei fari importanti, abbiamo dei fari a livello nazionale e appunto oggi stiamo discutendo degli articoli della Costituzione. Abbiamo dei fari importanti rispetto ai quali voglio segnalare. Io ho questa impressione, sto aggiornando il manuale Carinci Company e sto maturando questa sensazione che nell'attuale fase il governo Meloni, specie dopo il referendum del 2025 e anche il referendum sulla magistratura, sta coltivando in modo molto ambizioso una politica di attuazione costituzionale. Lo stiamo vedendo, appunto, stiamo parlando dell'articolo 36, ci aveva già provato con la legge delegante 144. Tra l'altro questo decreto, a proposito di numeri, prima Gragnoli parlava di un numero, segnalo per ricordarcelo che il decreto legge sul salario giusto fa 62/26, quindi è un numero palindromo che possiamo leggere allo stesso modo da una parte all'altra, quindi è un modo per ricordarcelo quando ci dimentichiamo tutti questi numeri. Dicevo, abbiamo dei fari nazionali importanti ai quali va aggiunto anche il tema della trasparenza e in particolare il tema della parità salariale. Quindi questo ragionamento sul salario giusto va accompagnato da un altro aggettivo: giusto, trasparente e anche sostenibile. Perché se noi stiamo dicendo che quel salario lì è giusto quando è quello negoziato tra le parti, stiamo dicendo che è un salario condiviso, quindi è un salario che deve essere sostenibile anche per i datori di lavoro, quindi che non tiene conto soltanto, non è preoccupato solo della tutela del lavoratore, ma anche della tutela dell'impresa, del posto di lavoro, della concorrenza sul mercato.
Allora, dicevo, bisogna tener conto anche di altri dati e, ricordiamolo anche, la legge sulla partecipazione. Anche la legge 76 sulla partecipazione, secondo me, entra in qualche modo in questo contesto. È un tassello importante di questo puzzle che riguarda la questione salariale. Così come abbiamo anche il faro più elevato, quello europeo, in particolare se guardiamo a tutta la normativa prodotta dalla prima Commissione von der Leyen, se teniamo conto di quella politica di regolamentazione forte che è stata fatta, e quindi abbiamo tutta quella serie di direttive che noi adesso stiamo attuando, quindi sono ancora quella parte vecchia della politica europea che noi stiamo attuando adesso, sul salario minimo, sulla parità di trasparenza retributiva, sulle condizioni di lavoro, lavoro mediante piattaforme, e poi anche altro tassello che dobbiamo aggiungere. Se noi parliamo di tutto questo, dobbiamo tenere presente anche le direttive gemelle del 2024, quelle sugli organismi di parità, perché anche questo è un altro protagonista che potrà essere importante nella definizione del salario giusto. Quindi, insomma, qual è la realtà e qual è l'indicazione che ci fornisce il legislatore? È una realtà critica, ma è una realtà in cui l'obiettivo è duplice: far camminare i diritti e far camminare la sopravvivenza delle imprese, cioè far camminare i diritti e far camminare la crescita, quindi le condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori, ma allo stesso tempo condizioni di concorrenza leali fra le imprese per gareggiare alla pari. È ovvio che anche qui sullo sfondo c'è un qualcosa che aleggia da decenni nel nostro diritto del lavoro, che è il tentativo di diminuire il contenzioso giudiziario. Quindi sì, è vero, il giudice può sempre intervenire, però c'è sempre questa tentazione. Così come, ed è una tentazione buona, quella di aumentare l'efficacia della vigilanza, di renderla più semplice, più sicura, nel senso di dargli dei criteri per poter dire con certezza laddove si è nel giusto e laddove si è nell'ingiusto. Perché che cos'è il salario giusto? Ma possiamo leggerlo anche al contrario. È quello che non è ingiusto né per il lavoratore né per il datore. Allora, in tutto questo abbiamo appunto la scelta del legislatore, che è quella di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, che abbiamo visto con quegli attributi solo nazionale e solo quella dei contratti leader. Ma in tutto questo disegno legislativo, io noto che il linguaggio ogni tanto lascia trasparire qualcosa che non è in sintonia con tutto quello che ho detto. Cioè è un linguaggio che sembra alle volte essere opaco. Ad esempio, che trasparenza c'è in un decreto legge che, a quanto mi pare di ricordare, come ha segnalato anche l'evoluzione storica raccontata da Alessandro, non è che ci siano delle situazioni di necessità e urgenza su questi punti. Quindi il legislatore non è trasparente, dice qualcosa che non è vero. Non solo, ma ho trovato questa cosa strana. Ho fatto analizzare appunto il testo e mi sono resa conto che laddove la legge rinvia ai contratti collettivi, che sono sicuramente lo strumento principe, ma nel dire lo strumento nasconde un protagonista, cioè parla sempre di organizzazioni, dei datori e dei lavoratori, quelle che hanno le caratteristiche che abbiamo detto, ma sono firmati, si usa la parola sempre organizzazione. La parola sindacale in tutto il decreto legge è usata una sola volta per definire il distacco sindacale, articolo 16, comma 4. Quindi è come se si volesse nascondere la natura sociale dell'organizzazione che rappresenta i lavoratori. E questo può essere una cosa, un'opacità che nasconde anche la ricchezza di un fenomeno sociale, storico. Altra criticità che rilevo nel linguaggio, e qui scusatemi sempre l'attenzione al linguaggio di genere,
Non critico il linguaggio neutro del decreto 62, anche se quello del decreto legislativo 96 usa un linguaggio di genere più approfondito. Ma quello che critico è che se io do questa legge, la do all'intelligenza, la faccio leggere all'intelligenza artificiale, lei la declina come un prodotto di uomini. Perché? Perché se andiamo a guardare le firme rendono invisibile il fatto che sia firmato da 3 donne, cioè la Presidente del Consiglio dei Ministri e 2 ministre, la Ministra del Lavoro Calderone e la Ministra della Famiglia La Roccella. Quindi abbiamo una specie di effetto Matilda, si dice, un effetto Matilda di autosvalutazione da parte delle donne del loro ruolo, del loro merito di aver appunto raggiunto una legge che probabilmente sarà storica nel tempo, ma c'è tutto questo uso delle parole che nascondono i protagonisti veri, il sindacato e le donne per quanto riguarda la maternità di questa legge. Brevemente prospettive, che cosa voglio dire sulle prospettive? Beh, è già stato messo in rilievo il fatto che il cuore pulsante di tutto questo è il tech. Il tech mi pare coltivare quella intuizione che ha avuto il professor Albin nella sua ricerca nell'ambito sempre di un altro mio PRIN sulla partecipazione, il PRIN Inspire, l'intuito che si poteva passare in questo momento storico dal salario minimo al salario giusto, ed è proprio il titolo di un volume curato da Albi che raccoglie i contributi di un convegno pisano in cui c'era anche Vincenzo. Quindi bisogna andare oltre la questione della sufficienza, non solo, ma addirittura se noi guardiamo le varie voci della nozione legale di tech, ci rendiamo conto che per la prima volta si supera anche la concezione esclusivamente monetaria della retribuzione, perché laddove si fa riferimento in particolare, di questo che voglio parlare, laddove si fa riferimento alle prestazioni di welfare contrattuale, è vero, non quella persona, ma quelle spettanti alla generalità dei dipendenti, qui con un dubbio. Probabilmente verrà interpretato come quelle prestazioni di welfare previste nei contratti collettivi nazionali, eccetera, eccetera. Però potrebbe esserci anche un'interpretazione nel senso di tener conto di quei contratti collettivi aziendali che prevedono degli welfare per tutti i dipendenti dell'azienda, tenendo conto della caratteristica di prossimità del welfare contrattuale. Diciamo che quindi c'è una novità di andare oltre appunto la dimensione monetaria, pur con la consapevolezza che la prestazione di welfare contrattuale è molto variegata, ma non c'è dubbio che con questo passaggio entrano nel tech voci nuove. Entra il buono pasto, entra a mio parere il voucher per gli acquisti, per le attività ricreative, entra la previdenza complementare, entra la sanità, l'assistenza sanitaria integrativa, entrano le misure di sostegno alla genitorialità, alla non autosufficienza, le prestazioni educative e gli altri strumenti di protezione sociale. Ecco, sul welfare contrattuale mi permetto di segnalare sulle sue forme, sulle sue funzioni e sui fattori di successo e di insuccesso la monografia recente di un nostro giovane collaboratore, Massimiliano De Falco, che si occupa proprio di queste tematiche. Il welfare contrattuale ha sicuramente delle caratteristiche positive, ad esempio contiene anche altre funzioni, non c'è solo la redistribuzione retributiva dei compensi economici, ma c'è sicuramente anche della funzione di inclusione sociale, di conciliazione, di fidelizzazione, attrazione e retention dei lavoratori, di benessere organizzativo. Insomma, è un strumento che ha sicuramente degli aspetti positivi, ma anche negativi perché è altamente probabile che se noi andiamo a indagare in concreto, il welfare contrattuale presenta una capacità protettiva altamente disomogenea, cioè che tiene conto, che presenta grandi differenze tra settori produttivi, tra categorie professionali e territori. Quindi insomma diciamo che c'è questa novità
che noi dovremmo studiare, e a mio parere è importante valorizzare, e mi sento di fare un monito lunga vita, diciamo così, al welfare contrattuale, ma con l'ultimo, la mia conclusione, con l'ultimo avviso: anche qua però c'è necessità di trasparenza. Anche qua è importante far conoscere ai lavoratori le opportunità che hanno, perché spesso i lavoratori, specie se sono dei lavoratori svantaggiati, sono in una posizione di difficoltà anche solo a chiedere informazioni. Quindi è molto importante la comunicazione automatica delle opportunità, dei benefici per i lavoratori. E quindi concludendo, dicevo, importante il welfare contrattuale, importantissima la nozione di tech, però già si sono fatti degli accenni, tra i protagonisti cruciali non ci sono solo quelli che ho accennato finora, ma c'è anche il CNEL, ben 5 volte menzionato il CNEL nel decreto 62, il CNEL, il suo archivio, e soprattutto, diciamocelo, la commissione informativa del CNEL, perché se questa commissione deve estrarre i TEC e quindi fare un'interpretazione, l'ha già detto Silvia Ciucciovino nell'intervento romano alla Sapienza, sicuramente qua entrano grandi possibilità di approcci differenti all'individuazione di questo salario giusto. Grazie.